Bentornati a un nuovo appuntamento con le previsioni meteo. Anticiclone da sud-ovest che rimonta in questi giorni porta stabilità atmosferica su tutta quanta la penisola con temperature fino a 18-19 gradi. Notiamo infatti da questa immagine, dalla grafica, come l'anticiclone si espande in modo diretto allontanando la depressione che ha coinvolto i Balcani verso l'Europa orientale. Dando uno sguardo a quello che accadrà nel corso dei prossimi giorni, questo campo anticiclonico andrà gradualmente scomponendosi. Infatti giungeranno, a causa di una depressione situata sulla Scandinavia, dei fronti instabili che raggiungeranno soprattutto l'Europa centrale, portando dei rovesci e temporali sparsi che poi dalla giornata di sabato pomeriggio andranno a coinvolgere anche i settori balcanici e del nord-est. La depressione infatti scenderà gradualmente verso sud e accompagnando quindi aria un po' più fresca, in contrasto con il caldo accumulatosi al suolo. Se infatti diamo uno sguardo alle precipitazioni proprio per questa giornata, notiamo la depressione proprio sulla Scandinavia che invia questi impulsi d'aria un po' più fresca in quota e determinerà quindi la formazione di rovesci sparsi temporali sull'Europa centro-orientale e vedete anche in parte sul nord-est, sull'estremo nord-est, ma solo sulle zone prealpine, sulle pedemontane. Rimarrebbe bassa la possibilità di fenomeni sulle pianure. Qualche piovasco interverrà anche sull'Appennino tosco-emiliano, ma con bassa probabilità, e poi questi fenomeni andranno gradualmente a coinvolgere i Balcani. Questo fronte si allontanerà, come vedete, verso sud-est e andrà a formare verso la Grecia una depressione. La situazione quindi rimarrebbe invariata per quanto riguarda il resto della penisola e la nostra regione. Infatti il campo anticiclonico rimarrebbe ben solido, ben saldo sulla nostra penisola e consentendo anche una rimonta anticiclonica africana, come vedete, sul Marocco e sulla Spagna, dove qui le temperature raggiungeranno e supereranno anche i 25 gradi. Da noi situazione pressoché stabile e stazionaria con temperature tra i 16 e i 18 gradi in pianura, ma notiamo come questa bolla fresca in quota risulterà piuttosto evidente a partire dalla giornata di lunedì e consentirà quindi a questa bolla fresca di non far rimontare l'anticiclone africano verso la nostra penisola. Di conseguenza assisteremo a un po' più di nubi, quindi tempo spesso ancora variabile ma senza precipitazioni. Avremo spesso della nuvolosità, cielo insomma in prevalenza parzialmente nuvoloso soprattutto al nord-est. Altrove insisterebbe il sole tra qualche innocua velatura di passaggio. Gli anticicloni quindi sarebbero protagonisti anche nel corso della prossima settimana, questo all'inizio della prossima settimana, vedete, fino a martedì. Poi si aprono delle incertezze, soprattutto per quanto riguarda la collocazione di questa bolla fresca in quota che garantirebbe temperature nettamente inferiori alla media stagionale. Proprio sui Balcani le temperature saranno molto fresche, comunque non assisteremmo a delle precipitazioni, solo a temperature nettamente più fresche rispetto a quelle che assisteremo sulla nostra penisola, sempre stazionarie. Una ipotesi che appare evidente è che questa depressione sulla Gran Bretagna invii correnti umide molto fresche in contrasto con il caldo che si è avuto sulla Francia e quindi di conseguenza formerebbe una forte depressione a partire dalla Francia occidentale e poi sulla Spagna, e qui si creerebbero delle condizioni ideali per forte maltempo su questi settori, mentre sulla nostra penisola avremmo e assisteremmo a un brusco rinforzo delle correnti sciroccali di matrice africana e di conseguenza potremmo assistere ad una forte rimonta anticiclonica di origine africana fino alla nostra penisola, quindi temperature che probabilmente, ma ancora una tendenza, potrebbero superare per la prima volta in questo mese i 25 gradi sulla Val Padana, ma soprattutto sulle due isole maggiori rimane elevata questa ipotesi. Da valutare, come vi dicevo, questa tendenza che necessita di ulteriori chiarimenti ed approfondimenti. Rimanete come sempre aggiornati per non perdere i prossimi contenuti.